Rendete conto di questa cosa qui? Cioè lì avevano soltanto 3 grandi network generalisti, noi qui in Italia ne avevamo 6 e aggiungendo la Cenerentola 7, l'eterna bella addormentata della nostra televisione, ne avevamo 7 generaliste, una roba che non si sbatte, scusate l'espressione, però che serviva ad occupare tutto lo spazio possibile. Ed è chiaro che quando chi ha occupato lo spazio con 3 canali, diventando proprietario delle frequenze, che è un'altra cosa molto italiana, cioè il fatto che uno non diventa proprietario della possibilità di trasmettere un segnale televisivo, no, diventa proprio proprietario delle frequenze, dei canali. Ma quello è un bene pubblico, quella è roba nostra, quella è aria. Allora l'aria si può dare in concessione a qualcuno che ne faccia buon uso, ma non in proprietà. E questo è il primo furto che noi italiani abbiamo subito e ancora stiamo subendo, perché ci avevano spiegato che il digitale